La nave nasce nel 1931 nei cantieri di Castellammare di Stabia e da più di 90 anni è orgoglio dell'Italia e della marittimità nazionale nel mondo. La nave è un veliero molto particolare, siamo 101 metri di lunghezza e per 54 metri d'altezza. Dietro le mie spalle abbiamo l'albero di maestra, appunto 54 metri, ed è l'albero più grande che abbiamo. Tutta l'intera nave comunque ha circa 26 vele, possono essere poi portate e anche aumentate fino a un totale di 29 e abbiamo una metratura di vele di circa 3.000 metri quadri. La vela più grande è 250 metri quadrati, praticamente un campo da basket. Per quanto riguarda la storia della nave, è un museo galleggiante, però non è come tanti altri velieri, vascelli che sono esposti appunto all'interno di musei, quindi musei statici. È un museo galleggiante dinamico, proprio perché appunto portiamo quello che è il Made in Italy e l'italianità, il nostro essere italiani nella cultura, nelle arti, nei mestieri, in giro per il mondo. Nave Vespucci rappresenta quello che è appunto l'orgoglio nazionale e questo si può notare dalle migliaia di visite che ogni giorno noi abbiamo qui a bordo. La nave ha visitato praticamente tutti i paesi del mondo, nel 2000 ha percorso una volta il giro del mondo totale e se noi mettiamo a sistema tutti i chilometri e le miglia nautiche che ha percorso possiamo più o meno dire di aver fatto circa 60 volte la circonferenza della Terra. Nave Vespucci è un mix di tradizione e tecnologia, infatti noi utilizziamo comunque il sestante per orientarci, la carta nautica per tracciare le rotte o la bussola. Proprio come un tempo, come nei velieri tradizionali, appunto nel 600, però utilizziamo anche quelli che sono i moderni strumenti di navigazione, come appunto la cartografia elettronica e abbiamo non solo, il nostro propulsore principale è ovviamente il vento. La nave è bella e imponente quando è con vele spiegate, ma il vero propulsore sì, oltre ad essere il vero propulsore il vento, ma abbiamo anche un propulsore diciamo meccanico, che appunto abbiamo 4 motori diesel, ma in particolare abbiamo 2 motori elettrici che sono installati qui e impiantati qui dal 1931, ovvero dalla data di creazione, quindi possiamo dire che siamo un precursore insomma della sostenibilità. E grazie a questo appunto noi generiamo corrente per tutta la nave per i vari servizi di bordo. Inoltre noi ci teniamo moltissimo all'ambiente, abbiamo un carburante appunto green e questo fa di noi comunque non solo un'ambasciata galleggiante ma anche un'unità, un veliero che vuole essere vicino all'ambiente e alla sostenibilità. Oltre ad essere nave UNICEF dal 2007 siamo anche nave UNESCO in un progetto che è An Ocean Decade e appunto rivolto e volto ovviamente alla sostenibilità ambientale e quindi alla conservazione dello stato dei mari. Noi siamo in nave 260 persone di equipaggio e durante l'estate imbarchiamo gli allievi dell'Accademia Navale che al termine del loro primo anno d'accademia vengono imbarcati con noi circa 3 mesi. Con loro arriviamo a circa 400 persone. Ora la domanda spontanea potrebbe essere: dove li mettiamo tutti questi? Li mettiamo, gli allievi dormono sulle amache. Anche un altro segno distintivo proprio del Vespucci: si dorme come nella tradizione, sull'amaca. Si dorme poco, si fanno tanti lavori, si fatica moltissimo, però il motto della nave è non chi comincia ma quel che persevera, segno proprio del fatto che l'allievo quando imbarca qua a bordo, comunque chiunque di noi imbarca qua a bordo, iniziare il percorso è complicato per tutti, ma l'importante è portarlo a termine nel migliore dei modi, quindi non chi comincia ma quel che persevera. Lo scrisse Leonardo da Vinci 500 anni fa, lo riportiamo noi nella nostra vita quotidiana.